Ma guardi, io non mi, come dire, penso che qua ci sia una gran confusione, cioè che sia in piena attività il teatrino della politica, cioè che si guarda ad alcuni aspetti senza andare alla sostanza. Io penso che intanto vada fatta una riflessione abbastanza netta. Tutti i meriti, insomma, che ha avuto il professor Crisanti penso che non debbano essere dimenticati. Io vorrei ricordare che mentre il professor Crisanti preparava la necessaria attività per contenere il virus nel Veneto, si riforniva dei reagenti per i tamponi acquistandoli anche all'estero, dialogava col presidente della regione per acquistare i macchinari necessari, e da questa è nata l'importanza, insomma, della vicenda di Bo, insomma, il tracciamento, il lockdown, la zona rossa, eccetera. La dottoressa Russo, nella stessa serata in cui a Schiavonia si scoprivano finalmente intendo nel senso che dopo 15 giorni si andava a fare una verifica su 2 persone che manifestavano sintomi che potevano essere ricondotti al Covid, e veniva verificata la presenza del Covid nel nostro territorio. La professoressa Russo stava andando, se non sbaglio, per sua stessa dichiarazione, in vacanza. Quindi lasciamo perdere, insomma, cioè non facciamo, diciamo, di chi è stato eroe all'inizio di questa pandemia, insomma, oggetto di attacchi assolutamente fuori luogo. Il professor Crisanti, come il professor Galli, hanno sempre segnalato che era necessario essere molto cauti e molto attenti nelle decisioni che venivano prese a livello nazionale e anche a livelli regionali rispetto alla pervasività, alla potenza di questo virus. E mi pare che avessero messo in guardia rispetto a quello che poi è successo in conseguenza di quelle che sono state le decisioni prese durante l'estate, eccetera. Sulla questione del Veneto, io non credo che il problema sta qua a discutere, anche se ha una sua rilevanza, il tema dell'utilizzo o meno, della validità o meno dei test diversi da quello molecolare. È evidente a tutti che c'è una diversità e ovviamente i dati non hanno la stessa valenza, ma non è questo il punto. Il punto vero è che per un mese e più nel Veneto c'è stato un livello di contagi e di mortalità, 4.000 morti in un mese, che non potevano essere non visti né dalla sanità regionale né dal governo nazionale, dal Ministero della Salute. Per me le responsabilità della vicenda che ha visto nel Veneto quel picco assolutamente intenso di mortalità, di contagi, che è stato fra novembre e dicembre, prima che si entrasse in zona rossa a Natale, eccetera, doveva avere una risposta. La risposta doveva essere, come dire, unanime, data sia dal livello nazionale che dal livello regionale, perché era una realtà assolutamente, come dire, fuori da quelle che sono le misure minime, insomma, della diffusione di un virus. Guardate che nello stesso periodo in Germania, con un quarto di morti e di contagi, decidevano il lockdown. A me questo mi pare una cosa folle, che stiamo qua a discutere su questioni certamente sono importanti, che andranno verificate. Dice il coprifuoco, spostare di un'ora dalle 22 alle 23, insomma, tutti questi dettagli. Guardi, tutte queste questioni sono questioni che si discutono e si dibattono, ma non guardano la sostanza. Cioè, il punto vero è che noi abbiamo avuto nel Veneto una mortalità straordinaria, cioè 4.000 morti, ripeto, perché si capisca, 4.000 morti in poco più di un mese.
con ogni giorno punte di 100 morti e contagi assolutamente fuori controllo, con la sanità che stava andando al collasso. In quella situazione né il Presidente né il governo regionale né il governo nazionale sono intervenuti. A me non mi interessa niente questa discussione, questo scontro, diciamo. Il centro-sinistra che sta in regione, che è presente in Consiglio regionale, doveva intervenire in maniera determinata in quel momento, non 4 mesi dopo, adesso che c'è stata la trasmissione di Report. I fatti erano già chiari, evidenti, e questo è il punto. Io penso che questo sia un punto dove ciascuno cerca di trarre un vantaggio politico, però la realtà resta quella. Noi abbiamo lasciato morire migliaia di persone perché siamo rimasti in zona gialla, e la responsabilità di questo è condivisa dalla giunta regionale del Veneto e dal governo nazionale. Quindi lo scontro fra la Lega e il centro-sinistra in questo caso è veramente teatro della politica, non c'entra nulla con la sostanza. La responsabilità è di chi non ha agito e aveva gli strumenti per poter agire. Lo ripeto e finisco: il governo nazionale e il governo regionale. Quindi tutte le chiacchiere sulla grande capacità, resilienza della sanità veneta hanno un fondamento sul fatto che c'è stato ovviamente un forte impegno delle strutture sanitarie pubbliche, però sul piano delle decisioni politiche siamo su tutto un altro terreno e bisogna finirla con questa discussione.